Lei la prima cosa che mi ha detto: sono viva. Però adesso per bene non si rende conto ancora della gravità del fatto che c'è stato. Però è proprio, cioè cerca di sdrammatizzare. Perché anche ieri che l'ho vista le ho chiesto come stai, lei dice bene. Ho detto sai che stanno parlando di te, le TV. Ho detto mamma mia per questa cosa, cioè non capisce la gravità di quello che c'è stato. A parlare è la mamma della 32enne che la scorsa settimana è stata aggredita da un ragazzo che le ha lanciato addosso una bottiglietta contenente un liquido corrosivo a Peseggia di Scorzè. Ricoverata nel centro Grandi Ustionati di Padova, è uscita dalla terapia intensiva e fuori pericolo, ma la ripresa sarà lunga. Sono ustioni di secondo grado, più profondi un po' meno. Comunque l'importante è che sia uscita dalla rianimazione e adesso è in reparto, in questa terapia semi-intensiva dove la stanno curando al meglio. Non ha leso né occhio né naso, perché il naso è gonfio esternamente sì, e né cavità orali. Hanno fatto l'esame all'interno, non l'ha ingerito, per fortuna. Erano circa le 21:30 quando la ragazza è stata aggredita mentre andava a trovare i suoi genitori. Presa dall'auto che era parcheggiata qui fuori dal cancelletto, ha fatto il giro per entrare nel cancello e lì l'ha aggredita alle spalle questo ragazzo, sembrerebbe giovane, piccolino, magro, col cappello bianco. Lei ha farfugliato qualcosa che lei non ha capito, si è girata e l'attimo che si è girata lui gli ha versato addosso la bottiglia, che dopo l'ha abbandonata qui, che i carabinieri hanno già preso e portato via. È stata colpita a tutte le parti che aveva scoperte, dal viso, la tempia, la guancia, il naso, fin qui, e collo, e torace, un po' il seno e le braccia, soprattutto quella sinistra. In un primo momento la 32enne non ha capito cos'era accaduto, solo dopo qualche minuto ha iniziato a sentire il bruciore fortissimo e a urlare. Si è detto, credevo fosse uno anche che mi chiedesse una sigaretta, per dire. Cioè le è piombato alle spalle, farfugliando qualcosa. Lei si è girata e l'attimo era a piedi, perché una signora che passava dopo l'ha visto scappare, non ha visto l'atto quando l'ha fatto in sé, però l'ha visto scappare a piedi. Anche la testimone è rimasta scioccata. Ho sentito un urlo all'improvviso, aiuto, aiuto, mi sono girata, ho visto un ragazzo che scappava e poi è sopraggiunto un altro ragazzo con il cane, guardavamo questa ragazza che si agitava, che urlava brucia, brucia. Un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, su cui i carabinieri stanno indagando, ascoltando testimoni, scandagliando i filmati delle videocamere, soprattutto private, ricostruendo i movimenti della giovane che sostiene di non aver riconosciuto quella persona. Ci meravigliamo proprio per questo, perché non era una ragazza da dire scontrosa, che non ci diceva le cose. Lei, se qualcuno gli chiedeva qualcosa, lei era sempre disponibile. Questo è una cosa che ci fa ancora più riflettere, perché non capiamo. Finché non sarà preso, se sarà preso, un po' di paura c'è. Il sindaco però, soprattutto in virtù delle indagini in corso, invita alla prudenza, evitando di creare allarmismi. Non ci sono oggi elementi per creare un allarmismo pubblico e occorre avere rispetto per lei che sta vivendo un momento di grandissima difficoltà, per la famiglia che la sta sostenendo e poi anche rispetto per le indagini che arriveranno, secondo me, anche a un buon risultato. L'aggressore potrebbe avere le ore contate.